Ci sono due questioni per noi imprescindibili. La prima, vogliamo che tutti gli anziani non autosufficienti in Veneto abbiano il contributo sanitario. Non ci possono più essere anziani di serie A che ce l'hanno e di serie B che si devono pagare di tasca propria oltre 2.300 euro al mese per vedersi assistiti da non autosufficienti. E poi la grande carenza di medici, di operatori sociosanitari. Mancano 1.300 medici negli ospedali del Veneto. Senza questi medici il piano resterà un libro dei sogni. Le liste d'attesa si allungano, addirittura qualcuno le trucca, come abbiamo visto. Non ci sono operatori nei distretti, abbiamo difficoltà addirittura a fare il sostegno alle certificazioni per i ragazzini che vanno nelle scuole elementari. Allora, no personale, no piano. Un piano di assunzioni deve essere allegato alla nuova programmazione regionale. Va riconosciuta coerentemente la specificità dei territori montani, lagunari e del Polesine. Il declassamento dei noscomi di Belluno e Rovigo significa avere in questa regione cittadini che hanno più diritti e cittadini che ne hanno di meno, e questo è inaccettabile. Su questioni fondamentali che riguardano la qualità della vita e la cura delle persone non possono esserci barriere di partito o interessi di parte che si frappongono a questo. Abbiamo preparato una controproposta di contenuti costruttivi, in particolare sottolinea altri temi: la tutela dei minori, il territorio ha bisogno di risposte, di personale ma anche di investimenti, perché veramente dobbiamo conservare i livelli essenziali di assistenza nella garanzia della tutela dei minori. Poi abbiamo un tema fondamentale che è quello anche sul lavoro. Ci sono stati 59 morti nel primo semestre per appunto cause di lavoro. È stato approvato un atto integrativo da parte della Giunta per assumere 30 operatori all'interno dello SPISA. Noi questo lo vogliamo inserire nel piano sociosanitario perché è fondamentale per il futuro del controllo dell'ambito lavorativo. Poi l'integrazione territoriale sui temi che sono le sfide attuali, dal FAS alla West Nile, anche la celiachia, la psichiatria, la salute mentale. Abbiamo toccato diversi temi proponendo delle risposte significative che non abbiamo trovato nel piano sociosanitario. L'atteggiamento del Presidente di Commissione Sanità Boron di fronte al tema delle liste d'attesa che avrebbero subito delle modifiche è incomprensibile, oltre che irresponsabile e incoerente. Lui dice: non convoco nessuno in commissione, né dal BEN né Azienda Zero, perché la magistratura sta facendo un'indagine, ma così facendo omette una responsabilità politica e alimenta il clima di sospetto e di dubbio che sotto ci sia qualcosa da nascondere. Quindi lo invitiamo da subito a rispondere alla nostra richiesta e a convocare i soggetti interessati. Dopodiché la magistratura farà il suo corso, ma in questo momento c'è bisogno subito di massima chiarezza nell'interesse dei cittadini. Abbiamo fatto commissioni di indagine e di inchiesta sulle banche, sui PFAS. Perché non ci dà questa possibilità? Il tema è altrettanto scottante e urgente.